Presto la riapertura del ponte Petrusa, ma con oltre 6 mesi di ritardo. Da domani in Sicilia al via gli sconti di fine stagione, partono con un mese d'anticipo rispetto alle altre regioni. Nasce a Grotte Alzheimer Café, uno spazio dove gli ammalati potranno vivere momenti di svago con i loro parenti. Su Change.org raccolta firme per salvare la foce del fiume Acragas. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Con oltre 6 mesi di ritardo rispetto alla tabella di marcia potrebbe essere consegnato entro la prima metà di luglio il ponte Petrusa. Sono infatti terminati tutti gli interventi necessari a permettere l'utilizzabilità della struttura tanto attesa, compresa la bitumatura e il completamento degli svincoli di accesso che, come noto, sono stati rifatti per allinearli al resto del viadotto. La prossima settimana adesso si potrebbe procedere alla cosiddetta prova di carico ed in relazione agli esiti si potrà programmare subito dopo l'apertura, per quanto al momento non vi sia ancora una data fissata. La speranza dei cittadini è che tutto si consumi in tempi rapidi, considerati i ritardi fin qui accumulati. Era il novembre 2016 quando il ponte che collega Agrigento a Favara fu chiuso. La demolizione avvenne solo nel marzo del 2019. In occasione della visita a Porto Empedocle per la ristrutturazione del porto empedoclino da parte del vice ministro Cancellieri, si è intrattenuto sulla viabilità stradale, cui da tempo Cancellieri si è interessato per una soluzione, stimolato anche dal cartello sociale capeggiato da Don Mario Sorce e dai sindacati che prima del Covid era anche sfociato in una manifestazione popolare che ha visto tanti cittadini e sindaci della nostra provincia scendere in strada con un corteo che si è snodato dalla rotonda Giunone fino a quella degli scrittori per risolvere il annoso problema delle nostre strade che purtroppo da anni sono abbandonate a se stesse e che da quando furono create dai tempi del post-guerra non è mai stata fatta nessun ammodernamento, con gravi conseguenti pericoli anche per la sicurezza degli automobilisti che la percorrono. Recentemente anche il governatore Musumeci ha detto peste e corna contro l'ANAS, chiedendo anche risarcimento danni con un'azione giudiziaria verso la società nazionale, che non si cura purtroppo delle nostre strade se non in maniera saltuaria, sporadica, dimenticando, a detta dei Musumeci, che la Sicilia fa parte dello Stato italiano e non avere portato a termine cantieri ritenuti strategici e fondamentali. A tal proposito occorre anche dire che recentemente una lettera dei sindaci agrigentini, primo firmatario il sindaco di Ravanusa Carmelo D'Angelo, indirizzata al ministro Paola De Micheli delle infrastrutture, oltre che ai vertici dell'ANAS e ad altre autorità nazionali, al fine di pensare e progettare anche la chiusura dell'anello autostradale per l'autostrada Gela-Agrigento-Castelvetrano, unico pezzo di terra siciliana che da anni non viene interessata a opere di miglioramento. Il vice ministro Cancellieri in tale occasione si è detto anche contrario alle polemiche che non portano risultati, ribadendo però il suo impegno per il completamento di quelle opere stradali ancora incompiute nella nostra provincia. In visita al viadotto Himera sulla Palermo-Catania che piano piano sta diventando sempre di più. Le polemiche non costruiscono infrastrutture, le polemiche non costruiscono sviluppo e le polemiche non si possono mettere dentro nessuna pentola per farla cuocere e mangiarla dopo. Le polemiche fanno solo polemica. Il lavoro, il duro lavoro e il sudore della fronte producono risultati e portano ai territori la ricchezza. Il tecnico ANAS riprenderà? Sì, assolutamente, con Don Mario e con le parti sindacali, col cosiddetto cartello sociale, io non solo non lo mollo perché sono diventato io il loro, lasciatemi... No, sono diventato io il loro stalker, nel senso che sono io che praticamente adesso li disturbo. Però è nata una bellissima collaborazione che sta portando all'interno delle case di tutti i cittadini della provincia di Agrigento quella consapevolezza che finalmente il governo nazionale sta guardando ad un territorio che era per troppo tempo stato dimenticato. Entro luglio noi riapriamo il Petrusa, abbiamo già completato il chilometro 14 della 640, abbiamo completato la rotatoria di Castabellotta, adesso dobbiamo continuare a fare tutti quei lavori. Dicevo poco fa giù ai vostri colleghi, voglio disinnescare sotto la campagna elettorale di Agrigento il tema delle infrastrutture, il viadotto Morandi, tutte queste cose qua che chiaramente sono di primaria importanza per i cittadini. Voglio che sappiano che se ne sta occupando l'ANAS, che se ne sta occupando il governo nazionale e che
esca fuori da quella polemica, diciamo, tutta elettorale, che poi purtroppo limiterà i lavori e soprattutto ci metterà i bastoni fra le ruote. Quindi parlerò quando si paleseranno tutti i candidati a sindaco con loro, anche per fargli capire che questo non è il momento di dividerci, ma è il momento di unirci. Poi ognuno proporrà le proprie idee e le proprie ricette, e giustamente chi vincerà e sarà premiato dalla popolazione sarà legittimamente riconosciuto come sindaco. Un bambino di appena 1 mese è deceduto il 27 giugno scorso all'interno del reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove era stato ricoverato per alcune complicazioni. Il neonato, nato nel mese di maggio da genitori originari di Favara, avrebbe contratto un'infezione durante la degenza in ospedale. I familiari hanno presentato denuncia ai carabinieri della tenenza di Favara per un presunto caso di malasanità. Questo aspetto dovrà essere verificato dalla Procura di Agrigento, che ha aperto un fascicolo d'inchiesta al momento a carico di ignoti per omicidio colposo. Il sostituto procuratore della Repubblica, Sara Varazzi, ha disposto intanto il sequestro della salma del neonato. Nei prossimi giorni, per far luce sull'accaduto, sarà disposta l'autopsia con conferimento dell'incarico a un medico legale. Estorsioni a tappeto e controllo capillare delle attività economiche nella zona. Questo ha messo in luce l'operazione Alastra dei Carabinieri condotta da un pool di magistrati, 11 arresti a San Mauro. I dettagli nel servizio. Tornato in libertà nell'aprile 2019, aveva scansato l'ergastolo grazie all'indulto, riprendendo così il controllo del suo clan nel paese di San Mauro Castelverde, il cuore della provincia di Palermo, fra le Madonie, i Nebrodi e il mare. È così che torna in cella il boss Domenico Mico Farinella, fedelissimo di Totorrina. A mettergli le manette ai polsi i carabinieri del comando provinciale di Palermo. Farinella, trovandosi a Voghera, comandava in Sicilia tramite il figlio 27enne Giuseppe. Sono 11 complessivamente i provvedimenti di fermo messi a punto nella mattinata odierna, di cui uno eseguito a Vicenza. L'ultima indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, diretta dal procuratore Francesco Lovoi e dall'aggiunto Salvatore De Luca, racconta di un clan che era tornato a prestare imprenditori e commercianti della provincia per il pagamento del pizzo, e non solo, ma questa volta 4 operatori economici si sono ribellati ed hanno denunciato gli uomini di Cosa Nostra e Carabinieri. Fra loro c'è Francesco Lena, il padrone dell'abbazia Sant'Anastasia, che nel 2010 era stato arrestato per mafia ma poi era stato assolto. Le attività hanno consentito di evidenziare proprio il ruolo ricoperto da Giuseppe Farinella, autorevole boss di Cosa Nostra, il quale, in assenza del padre, avrebbe cooperato con lo storico mafioso di Tusa Gioacchino Spinnato, che ha gestito i contatti con gli uomini d'onore degli altri mandamenti, fra i quali Filippo Salvatore Bisconti, già capo del mandamento mafioso di Belmonte Mezzagno, ora collaboratore di giustizia. Grazie all'attività di indagine ed alla fondamentale collaborazione degli imprenditori vessati sono state ricostruite 11 vicende estorsive. Le investigazioni hanno consentito di evidenziare anche la loro capillare influenza dell'organizzazione mafiosa sul tessuto economico, non soltanto attraverso l'imposizione del pizzo, ma anche attraverso la gestione diretta di attività d'impresa che, fittiziamente intestate a soggetti incensurati, erano di fatto amministrate dagli indagati. Con l'operazione di oggi, i Carabinieri di Palermo, su disposizione della Procura distrettuale, hanno dato esecuzione a 11 fermi di altrettanti soggetti vicini a una delle compagini mafiose più potenti e storiche del territorio della provincia, quella di San Mauro Castelverde, un gruppo familiare che utilizzava la notorietà del proprio nome criminale per imporre il pizzo, estorsioni, per vessare la vita di una comunità. Ci piace sottolineare che in questa occasione, come in altre recentemente, alcuni imprenditori si sono rivolti direttamente ai carabinieri per segnalare il pizzo. Questa è la risposta giusta, rivolgersi alle forze dell'ordine e alla magistratura per affermare il diritto e eliminare la piaga della mafia da una terra così bella come la Sicilia. Cocaina e 47.000 euro in una cassaforte sottoterra nel cortile, arrestato un 29enne canicattinese. C'è il servizio.
I carabinieri del nucleo investigativo di Caltanissetta, in un blitz congiunto con i colleghi di Canicattì e del nucleo cinofili di Palermo, hanno arrestato Salvatore Carlino, 29enne incensurato, nato a San Cataldo ma canicattenese a tutti gli effetti, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'arresto è scattato dopo la perquisizione effettuata dai militari guidati dal colonnello Alessio Artioli in un casolare di Contrada Cannemasche a Canicattì, dove sono stati rinvenuti 95 grammi di cocaina suddivisa in involucri di vario peso, bilancini e materiale per il confezionamento delle dosi e 47.000 euro in contanti occultati in una piccola cassaforte sotterrata nel cortile dell'abitazione, tutto posto sotto sequestro. L'udienza di convalida si celebrerà davanti al GIP del Tribunale di Agrigento. Francesco Provenzano, il 29enne difeso dall'avvocato Angela Porcello, è stato intanto portato in carcere. Il blitz fa il paio con una identica operazione effettuata sempre dai carabinieri del nucleo investigativo di Caltanissetta e sempre a Canicattì. Infatti, i militari dell'Arma Nisseni lo scorso 13 maggio avevano arrestato Salvatore Graci, 32 anni, di Canicattì. A seguito di un controllo stradale lungo la statale 640, il giovane venne trovato in possesso di 103 grammi di cocaina occultata nel vano batteria della propria automobile. Oggi Graci, difeso dall'avvocato Porcello, si trova ai domiciliari. C'è il sospetto fortissimo che i carabinieri del colonnello Artioli abbiano individuato un filo unico che collega lo spaccio di cocaina tra Canicattì e il capoluogo nisseno. Pensare che i militari nisseni siano intervenuti per 2 volte in un territorio canicattinese scoprendo e sequestrando cocaina solo perché aiutati alla fortuna sembra poco plausibile. È ben ipotizzabile invece che i militari siano da tempo sulle tracce di una organizzazione dedita al traffico di stupefacenti. Agguato in Belgio al ristoratore falso pentito e cognato dal GUP dopo la ritrattazione. La procura non crede alla seconda versione di Mario Rizzo e lo manda a processo sulla base delle sue precedenti dichiarazioni. Lello Casesa. Mi sono inventato tutto a partire dalle accuse contro mio cognato Gerlando Russotto. Dopo questa ultima dichiarazione la vicenda giudiziaria del mancato pentito approda in aula per l'udienza preliminare, ma subito dopo è rinviata perché non c'è nessuna prova della notifica alla vittima. La vicenda, relativa ad un agguato al ristoratore Saverio Sacco, ferito a colpi di pistola alle gambe il 28 aprile del 2017 in Belgio, dove vivevano gli indagati e la vittima, inizia dalle rivelazioni del favarese Mario Rizzo, aspirante collaboratore di giustizia per qualche mese, poi, dopo un brevissimo periodo, cancellato dal programma di protezione anche e soprattutto per la scarsa consistenza delle sue rivelazioni. L'episodio, dunque, del fallito agguato porta in giudizio il falso pentito ed il cognato, una intricata vicenda giudiziaria che coinvolge nel processo anche l'avvocato di uno dei 2 imputati con l'accusa di favoreggiamento. Ed infatti il pubblico ministero Alessandra Russo non crede alla nuova versione e l'inchiesta approda in aula per il processo con il rinvio a giudizio di Russotto e Rizzo. I loro difensori, gli avvocati Calogero Lo Giudice e Salvatore Cusumano, potranno chiedere il giudizio abbreviato oppure sarà il giudice a decidere se disporre il rinvio a giudizio. Rizzo aveva detto di avere sparato a Saverio Sacco insieme al cognato e all'empedoclino Salvatore Prestia, sotto processo in Belgio. L'udienza davanti al GUP Luisa Turco proseguirà il 20 luglio prossimo. A Floresta 2 fratelli rapinano un anziano parente, sono stati arrestati. Vediamo. All'alba di oggi a Floresta i carabinieri della compagnia di Patti hanno eseguito un'ordinanza applicativa di 2 misure di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Patti, dottor Andrea Laspada, su richiesta della locale Procura della Repubblica guidata dal procuratore Angelo Cavallo a carico di un 65enne e del fratello 51enne ritenuti responsabili di rapina pluriaggravata in concorso. Il provvedimento restrittivo scaturisce da un'attività di indagine sviluppata dai militari della sezione operativa della Compagnia Carabinieri di Patti e dalla stazione di Floresta, coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica, dottoressa Alice Parialò, i cui esiti hanno consentito di ricostruire la drammatica vicenda di cui è stato vittima un 93enne, il quale, nonostante lo stato di profonda prostrazione e sofferenza morale, ha trovato la forza e il coraggio di denunciare i 2 parenti, raccontando agli investigatori la dinamica dell'efferato delitto.
L'anziano, che da circa un anno era rimasto vedovo e viveva da solo nella propria abitazione della piccola comunità montana, nel cuore della notte tra il 4 e il 5 febbraio 2020 ha udito strani rumori provenire dal piano terra della propria casa. Invano ha chiamato il nipote, da cui è solitamente accudito, ritrovandosi di fronte 3 uomini disposti a tutto pur di impossessarsi di pochi valori. 2 di questi si sono avventati sulla vittima senza neppure consentirgli di alzarsi dal letto e con forza lo hanno trattenuto sotto le coperte, mentre un terzo soggetto non ancora identificato ha iniziato a rovistare la casa. Qualche debole tentativo di divincolarsi da parte dell'anziano è stato neutralizzato da una stretta ancora più forte, accompagnata da minacce di morte, in particolare di bruciarlo vivo se non avesse rivelato dove si trovavano i valori. Infine, dopo aver messo a soqquadro tutta la casa, i malviventi sono fuggiti con un magro bottino consistente in un paio di orecchini d'oro appartenuti alla defunta moglie della vittima e 400 euro in denaro contante presi dal portafogli. Al termine dell'azione criminosa, il 93enne, profondamente scosso e provato per l'accaduto, ha cercato di ricomporre le proprie cose, attendendo nella mattinata successiva l'arrivo della moglie del nipote, a cui ha raccontato il tragico accaduto. I carabinieri, immediatamente giunti sul posto, hanno avviato un'intensa attività di indagine, disponendo di pochissimi elementi determinati dal fatto che in un primo momento l'anziana vittima, traumatizzata, si è limitata a riferire di aver subito l'azione di 3 soggetti verosimilmente del posto ma sconosciuti. L'opera di persuasione ed il coraggio infuso nell'anziano dalla vicinanza espressa dai carabinieri lo hanno aiutato a superare il timore di ritorsioni, rivelando quanto in sua conoscenza. L'anziano ha raccontato che i 3 malviventi hanno fatto irruzione nella sua camera da letto parzialmente travisati da cappucci ma a viso scoperto e, nonostante lo avessero immobilizzato, aveva riconosciuto 2 aggressori. Si trattava di 2 lontani parenti, uno dei quali, capendo di essere stato scoperto, ha iniziato a piangere cercando di impietosire la vittima. Il 93enne ha senza dubbio riconosciuto i 2 malviventi e gli accertamenti svolti dai carabinieri, acquisendo e visionando i filmati di impianti di videosorveglianza, hanno accertato la presenza di uno dei 2 fratelli nel centro abitato di Floresta in un arco orario antecedente la rapina. Le risultanze investigative hanno permesso di evidenziare le gravi responsabilità degli indagati, consentendo all'autorità giudiziaria di emettere l'odierno provvedimento custodiale, in esecuzione del quale questa mattina i 2 fratelli sono stati tratti in arresto ed associati alla casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto. L'efferata rapina è stata commessa con le aggravanti di essere stata perpetrata in luogo di privata dimora da più persone ed in danno di individuo ultra 65enne. Salvi estivi 2020 in Sicilia, manca pochissimo alla corsa agli sconti. Vediamo. Via gli sconti anticipati in Sicilia, un mese prima rispetto al resto d'Italia, domani al via gli sconti nell'isola. C'è chi parla di scelta mortificante e chi apprezza la decisione della regione. Questo è il dilemma che divide in queste ore commercianti e associazioni di categoria. Di certo c'è che nell'isola i saldi estivi iniziano domani, 30 giorni prima rispetto a tutte le altre regioni d'Italia, fatta eccezione per il Lazio. Ma non tutti sono d'accordo con la decisione presa autonomamente dalla regione. Sono principalmente 2 i motivi: le grandi catene e i negozi a marchio propongono finte promozioni anticipando di fatto l'inizio dei saldi estivi 2020. La seconda ragione riguarda le vendite online e la concorrenza sleale del web, a partire dal livellamento delle disparità fiscali attualmente esistenti tra chi opera online e le attività commerciali su strada. Se Confcommercio critica questo anticipo perché bisogna far rifiatare i commercianti e mantenere i piazzi pieni dopo questo periodo di grandissima difficoltà, Confesercenti è favorevole e la ritiene un'occasione per accrescere le opportunità di vendita, visto che la riapertura dei negozi non ha coinciso per nulla con la ripartenza economica, con le presenze mortificanti e un volume degli affari irrisibile rispetto a quello che ci aspettavamo. Ecco adesso le precauzioni da prendere, oltre a quelle anticontagio, sia da acquirenti che da venditori per un corretto acquisto degli articoli in saldo. Si possono riassumere in 4 punti. Se cambiare un prodotto acquistato, in genere lo decide il negoziante, questo quando non si tratta di un prodotto danneggiato o non conforme. Bisognerà allora che il venditore lo ripari o lo sostituisca, pena la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Oltre a questo, il negoziante dovrà denunciare il difetto scoperto nella merce venduta entro e non oltre 2 mesi dal rinvenimento. La prova dei capi in saldo è sempre a discrezione del negoziante, specialmente in questo periodo. Il negoziante deve sempre accettare carte di credito. Per quanto riguarda i prezzi, bisogna indicare sempre il prezzo originale del prodotto in saldo, lo sconto applicato e infine il prezzo finale da andare a pagare in caso di acquisto.
Nasce a Grotte Alzheimer Café, dove le persone affette da Alzheimer e demenza e i loro familiari potranno vivere momenti di svago. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Un progetto approvato dalla Fondazione Internazionale del Lions Club che prevede la realizzazione del caffè Alzheimer è stato presentato ieri a Grotte. L'iniziativa, a cui abbiamo già fatto con un service partecipato a detta del governatore Collura, il problema dell'Alzheimer è molto serio, servirà ad alleviare le sofferenze di tanti malati con la collaborazione di tante famiglie ed esperti del settore. A Grotte ieri, presso la sala del Consiglio Comunale, alla presenza dei rappresentanti del Lions Club Zolfare e il sindaco Provenzano, il governatore ha donato un assegno del distretto di 12.517 euro. Un progetto che è stato approvato dalla Fondazione Internazionale e che prevede sostanzialmente la realizzazione del caffè Alzheimer a Grotte. Era un'iniziativa che nel corso di quest'anno noi facemmo con un service e abbiamo visto che è stato davvero partecipato e soprattutto ha coinvolto tante famiglie. Abbiamo capito che il problema è serio, è concreto e quindi ci siamo permessi di portare avanti un progetto che è stato concretamente realizzato attraverso quindi l'approvazione della Fondazione Internazionale. Per me è un grande motivo di orgoglio, soprattutto ringrazio il sindaco, ringrazio l'accoglienza che ho ricevuto nella qualità di governatore, ma nella doppia funzione anche di cittadino di questo comune, e sono davvero contento per tutto quello che si è creato e proprio per l'attività di solidarietà e soprattutto di sussidiarietà concreta che stiamo realizzando come Lions del distretto 108YB Sicilia. È stato un anno importante il suo, governatore. Ecco, possiamo fare un breve bilancio sulle cose che lei ha tracciato fattivamente fatte. Diciamo che è stato un anno davvero ricco di tante iniziative che hanno visto soprattutto il principio fondamentale che ho portato avanti, che è il principio di una sussidiarietà circolare che doveva vedere necessariamente la funzione del Lions a livello distrettuale essere utili come funzione di intermediazione sociale. Questo di fatto c'è stato, sostanzialmente siamo stati capaci concretamente di portare avanti una serie di iniziative, non soltanto quindi diventando punto di riferimento delle istituzioni, quindi alla presenza del Presidente della Regione, alla presenza di diversi assessori regionali, ma anche e soprattutto avendo incontrato, riunito i 3 rettori delle facoltà più importanti delle città metropolitane, i sindaci delle stesse. Diciamo che abbiamo avuto anche momenti davvero di altissimo spessore dal punto di vista culturale. La funzione che io ho sempre voluto portare avanti è appunto questa centralità dell'associazionismo, che diventa sicuramente un momento importante di sostituzione dinanzi all'assenza dei partiti, dinanzi un luogo dove tutti possono parlare o comunque sia diventare noi stessi punto di riferimento. E quindi ecco che i Lions si sono prestati a questo, l'hanno fatto bene, l'hanno fatto egregiamente, portando sicuramente anche con grande successo anche le loro attività. Noi quest'anno, io in particolare sostanzialmente sono riuscito a consegnare già 3 ventilatori polmonari a 3 ASP, Agrigento, Enna e Catania. Adesso attendiamo, perché è stato già finanziato e realizzato anche il passaggio di una postazione sub-intensiva all'ospedale di Ribera. Già ho parlato sia col direttore generale Mazzara, che è stato d'accordo, e col direttore quindi di quell'ospedale, e dopodiché anche abbiamo dato vita a una serie ingente davvero di interventi, perché il Covid non ci ha arreso assolutamente, non ci siamo abbattuti. In Sicilia abbiamo raccolto qualcosa come 300.000 euro, parte di questi dandoli in donazione diretta sia alla Protezione Civile, per esempio 70.000 euro, o altri anche alla Croce Rossa e così via, o attraverso l'acquisto e la donazione di beni necessari, di materiale igienizzante. Diciamo che per quanto mi riguarda, io ho compiuto un viaggio e oggi che sto ritornando devo essere onesto di essere felice, contento e soddisfatto di essere ritornato, così come si dice, al rientro di un viaggio diverso, perché le esperienze fatte, gli incontri avuti sono tanti e tali che mi hanno motivato e comunque oggi mi rendono sicuramente più idoneo anche ad affrontare quelle saranno le prossime insidie, i prossimi appuntamenti
ed essere sempre utile alle comunità. Un'iniziativa interessante ma soprattutto lodevole, quindi prima di tutto devo ringraziare naturalmente Lions e il governatore Angelo Collura che ha voluto rendere Grotte protagonista di un evento particolarmente importante per la nostra comunità, cioè la realizzazione di un Alzheimer Café. Si tratta di un'esperienza unica nella nostra provincia che sostanzialmente risulta essere stata effettuata in Sicilia solo in pochissime altre cittadine. E diciamo, si tratta di un'esperienza molto importante non solo per i malati di Alzheimer ma soprattutto per le loro famiglie, quindi l'obiettivo è quello, appunto, tra l'altro l'investimento è importante fatto da Lions e la nostra cittadina, quindi noi ci impegneremo mettendo a disposizione una nostra sede ma anche mettendo a disposizione altre risorse nel prossimo futuro per consolidare e rendere diciamo, costante nel tempo questo servizio che è rivolto non solo, ripeto, ai malati di Alzheimer, perché saranno presenti chiaramente dottori, psicologi, ma anche come supporto psicologico ai familiari. Come diceva il dottore Cartaci, è importante assistere anche i familiari, solo chi ha avuto a che fare con l'Alzheimer sa che cosa significa avere a che fare, sa quanto amore, quanta pazienza, quanta dedizione è necessaria per assistere a un malato di Alzheimer, e quindi la realizzazione di questo centro ha questo obiettivo: venire incontro sicuramente agli ammalati ma soprattutto anche alle loro famiglie che tanto fanno per i loro cari. Petizione su change.org per salvare la foce del fiume Akragas. Vediamo. Alessandro Tedesco, un invito a firmare la petizione, una petizione diciamo necessaria anche per la salvaguardia del territorio e dell'ambiente della foce del fiume Akragas. Sì, noi del Comitato Maddalusa, che stiamo promuovendo Maddalusa e la foce del fiume come luogo del cuore fai, stiamo anche muovendo per salvaguardare questo lembo di territorio, questa zona che è di un'importanza storica assai rilevante, essendo stato l'emporio della città greca di Akragas, nonché di una bellezza naturale veramente altissima. Noi del Comitato, insieme ai ragazzi della Trinacria, siamo stati domenica scorsa a pulire tutta la zona, ma ciò è valso a poco perché quotidianamente lì vengono riversati rifiuti di tutti i tipi. Sono stato lì ieri mattina ed era oltre a rifiuti di Eternit sbriciolato, anche altri copertoni, altri sanitari, nonché seminato veramente di salviettine, queste salviettine imbevute e profilattici, una cosa veramente vergognosa, che sanno di atti criminali, non di inciviltà fino a questo punto. Quindi noi proponiamo di installare una barra che impedisca quantomeno l'accesso alle macchine, perché la responsabilità maggiore è proprio la possibilità di accedere con la macchina in questo posto e quindi versare qualsiasi rifiuto in questa zona. Stiamo raccogliendo le firme, siamo arrivati con una petizione su change.org, siamo arrivati a più di 300 firme, vogliamo arrivare a 500 firme e quindi consegnare al Comune questa petizione. Vorrei sottolineare una cosa, che la responsabilità non è solo dell'amministrazione pubblica, ma la responsabilità di tutti coloro che hanno il dovere di diffondere una parola di civiltà, di far rispettare la legge in questo territorio, e mi riferisco dalle forze dell'ordine, dal prefetto fino all'ultimo prete dell'ultima chiesa della provincia di Agrigento, anzi della città italiana. Tutti devono fare il loro dovere in questo paese. Un'esercitazione particolare per i vigili del fuoco che sono stati alla grotta di Sant'Angelo Muxaro. Il nostro direttore Arturo Cantella. Si è svolta sabato scorso nella giornata un'esercitazione tecnica nella grotta denominata Zubbia Camilleri, sita nell'agro di Cattolica Eraclea. L'iniziativa ha visto la collaborazione tra il nucleo SAF del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, preparato e seguito per l'occasione da caporeparto Antonino Lafranca e dal caporeparto Alfonso Falzone, dal gruppo speleologico Camicos rappresentato da Giovanni Buscaglia, dalla riserva naturale Grotta di Sant'Angelo gestita dalla Legambiente Sicilia, diretto da Marco Interlandi. È stata un'occasione di crescita professionale, di scambio reciproco di esperienze e conoscenze per ciò che riguarda la speleologia.
in particolare per le cavità che si aprono negli affioramenti gessosi copiosamente presenti nel territorio dell'ex provincia di Agrigento. Il nucleo SAF si è specializzato per finalità di soccorso a operare in ambienti particolari, quali quelli ipogei, sia in contesti naturali che artificiali, utilizzando tecniche speleo-alpino-fluviale. Negli ultimi anni sono infatti notevolmente aumentate le persone che si dedicano ad attività sportive, quali il torrentismo, la speleologia, le arrampicate, frequentando siti naturali come grotte, torre, falesie o artificiali. L'attività si è svolta nella Zubbia Camilleri, una cavità avente una lunghezza complessiva circa 1 chilometro, caratterizzata da ingresso angusto e da una risorgenza attiva. La progressione in grotta con elevate difficoltà tecniche prevede il superamento di diversi dislivelli verticali, cosiddetti pozzi, angusti, laminatoi e cunicoli, spesso caratterizzati dalla presenza di acqua in scorrimento e da cospicui depositi fangosi che rendono difficile l'avanzamento. L'iniziativa ha anche avuto la finalità di mantenere costantemente aggiornato dal punto di vista specialistico pratico il personale appartenente ai 3 gruppi partecipanti all'esercitazione che opera in un particolare settore come quello speleologico a Sant'Angelo Muxaro. Oggi, dopo il lockdown del coronavirus, ci ritroviamo come di consuetudine a fare il nostro mantenimento SAF, dove lo facciamo ogni mese proprio perché ci dobbiamo addestrare, perché noi lavoriamo in ambienti impervi. SAF è l'acronimo di speleo alpino fluviale e di conseguenza noi ci esercitiamo a fare questo tipo di lavoro e siamo addestrati per questo tipo di soccorso. Oggi ci troviamo in territorio di Cattolica, precisamente stiamo esplorando la grotta Camilleri. Il gruppo SAF del Comando Provinciale di Agrigento è formato da 11 unità, quindi noi siamo abbastanza affiatati perché da decenni ormai ci confrontiamo, ci addestriamo per affrontare tutti i tipi di soccorso in questo tipo di ambiente. Siamo qui per esplorare questa grotta, proprio perché in estate alcuni turisti fanno delle esplorazioni in grotta e quindi se succede qualcosa purtroppo dobbiamo andarci noi. Ci troviamo qui a Cattolica Racrea con il gruppo SAF dei pompieri per un'esercitazione congiunta con il gruppo speleologico Camicos di Sant'Angelo Muxaro nella grotta Camilleri. Il gruppo speleologico Camicos si occupa principalmente di esplorazione delle grotte, rilievo delle grotte in tutto il territorio e oggi siamo in veste di collaborazione con i SAF per fare questa esercitazione all'interno della grotta, esercitazione di soccorso, di recupero in caso di feriti in grotta o incidenti che possono succedere nelle grotte. La riserva naturale Grotta di Sant'Angelo Muxaro collabora già da anni con il gruppo SAF dei Vigili del Fuoco e con il gruppo speleologico Camicos. Tra le attività che conduce l'ente gestore c'è quella dell'aggiornamento professionale e naturalmente quello di mantenere anche una forma fisica adeguata al tipo di lavoro che viene svolto, in particolare le attività speleologiche che ci vedono impegnate nell'esplorazione delle grotte e naturalmente nelle attività di vigilanza all'interno della grotta di Sant'Angelo Muxaro. Iniziative di questo tipo sono quindi molto importanti. In questo caso appunto si tratta di un'esercitazione congiunta che viene fatta all'interno della grotta Camilleri, che è una grotta che si è scavata all'interno dei gessi, quindi che da questo punto di vista è molto simile alla grotta di Sant'Angelo Muxaro. Tra le attività che vengono condotte c'è anche quella della ricerca scientifica e quindi anche questi aspetti sono utili per approfondire questo campo di ricerca che nel caso dell'ente gestore non è limitato solo alle cavità naturali ma anche a quelle artificiali, come ad esempio gli ipogei presenti nella zona di Agrigento. Sono un'appassionata di speleologia, ho già fatto un corso di primo livello e mi ha appassionato molto, quindi ho deciso di continuare. Oggi faremo un'esercitazione in una grotta su gesso. Qui sono molto diffuse grotte di questo tipo e non vedo l'ora di cominciare l'esercitazione. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Nuovo stop alla fornitura idrica, 4 comuni restano senza acqua. I dettagli nel servizio.
Ancora non è stato riparato il guasto sulla condotta idrica del Tre Sorgenti e la situazione inizia a farsi pesante in 4 comuni dell'Interland canicattinese. La gestione commissariale del servizio idrico integrato ATIA G9, facendo seguito alla precedente comunicazione sulla interruzione della fornitura idrica nei comuni serviti dall'acquedotto Tre Sorgenti, ha reso noto che è stata nuovamente interrotta la fornitura idrica nei comuni di Grotte, Naro, Racalmuto e Castrofilippo. Già da ieri l'ufficio tecnico di Girgenti Acque aveva tempestivamente informato per le vie brevi il consorzio acquedottistico Tre Sorgenti dell'inconveniente registrato. Per quanto finora esposto, preso atto che dal 26 giugno scorso si registra un arrivo quasi nullo ai serbatoi comunali, fa sapere Girgenti Acque, che fa seguito peraltro ad un lungo periodo di riduzione della portata fornita, non è possibile ancora ripristinare la regolare distribuzione idrica, con una gravosa criticità che riguarda anche le utenze sensibili, per le quali la gestione commissariale può soltanto garantire un rifornimento idrico alternativo a mezzo di autobotte. La distribuzione, rende noto Girgenti Acque, tornerà a normalizzarsi nel rispetto dei necessari tempi tecnici non appena il consorzio Tre Sorgenti ripristinerà la fornitura idrica nei comuni di Grotte, Naro, Racalmuto e Castrofilippo. Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, pronto a tornare a Palazzo Zanca. Vediamo. Lui non può chiedere conto a nessuno, il Consiglio Comunale può dare conto solo alla città. Semmai è l'amministrazione che deve dare conto delle cose che ha fatto, le verificheremo queste cose che lui dichiara, perché noi abbiamo un ruolo di indirizzo e di controllo, quindi dobbiamo verificare quello che l'amministrazione fa giornalmente. Ci sarà anche l'occasione della relazione annuale e vedremo in Consiglio Comunale poi nel dibattito che si svilupperà che cosa effettivamente è stato fatto. L'ipotesi della sfiducia può reggere? Ma guardi, io non voglio dare scorciatoie a nessuno. Il sindaco deve assumersi la responsabilità del ruolo che i cittadini gli hanno attribuito. In effetti l'attività di indirizzo e controllo compete al Consiglio Comunale che l'esercita sull'amministrazione. Ad ogni buon conto, come Gruppo Lega non abbiamo assolutamente timore di questa verifica rispetto al lavoro fatto. Per noi parlano gli atti, parlano le proposte sottoposte all'amministrazione. Ricordo la proposta da ultimo presentata sul turismo, parla l'attività d'aula, quindi da questo punto di vista nessun problema. Qualche giorno fa ha detto, sempre rivolto al Consiglio Comunale, se avete il coraggio sfiduciatemi. Abbiamo finito con il refrain delle dimissioni, adesso cominciamo con il refrain della sfiducia. È un argomento che in questo momento non ci interessa. Noi siamo qui per lavorare, se ci sono le condizioni si va avanti, dopodiché ogni opzione è sul tavolo ovviamente. Io mi rammarico appunto di sapere che comunque il sindaco diciamo così, è stato via così tanto tempo, sia per il tempo sia anche per le giustificazioni. Auguro intanto da un punto di vista proprio strettamente personale una pronta guarigione e quindi una ripresa anche delle condizioni del padre. Per quanto riguarda l'aspetto politico, noi saremo sempre qui ad attenderlo in aula per il confronto che è diciamo, il massimo momento di democrazia per questa città. Siamo noi a vigilare e a controllare sull'operato della giunta che viene nominata a livello personale dal sindaco eletto. Quindi mi sembra un pochettino, mi viene un po' da sorridere da quello che dice il nostro sindaco De Luca. Dopo il lungo periodo delle dimissioni, lascio o non lascio, adesso spunta fuori l'ipotesi della sfiducia. Ha detto De Luca, se avete il coraggio, l'ha detto in particolare al Partito Democratico, sfiduciatemi. Ovviamente se si presenterà una sfiducia il mio gruppo ne prenderà atto e valuterà. È normale che sicuramente il nostro gruppo ha sempre contestato su De Luca la forma, non soltanto la sostanza, perché la forma è anche sostanza. Il sindaco, tra virgolette, non si è mai assentato perché la giunta ha continuato a lavorare e, come ha detto lui, la città non si è mai fermata. È vero, sì, la presenza del sindaco è molto importante qui al Comune, però io in questi 2 anni di amministrazione ho visto veramente tanto lavoro da parte della Giunta e penso che in questi 2 anni, come ha lavorato questa amministrazione, non ha mai lavorato nessuna amministrazione. Io sono andato a trovarlo a Fiume Tinisi con altri 2 colleghi e vi posso garantire che lui ai genitori è molto affezionato e quindi aveva bisogno anche di molto riposo dopo quello che ha fatto durante il Covid e ha lavorato molto bene secondo me rispetto ad altri sindaci di tutta Italia.
Ci sono certe ferite che non si rimarginano mai e che il nostro paese porta addosso con grandissimo dolore. La strage di Ciaculli è una di queste ferite. Il 30 giugno 1963 il male di Cosa Nostra si materializzò in un'auto imbottita di tritolo e parcheggiata nella borgata agricola di Ciaculli a sud-est di Palermo. Morirono 7 agenti. Oggi l'anniversario. Vediamo. Il tenente dei carabinieri Mario Malausa, il maresciallo di pubblica sicurezza Silvio Corrao, il maresciallo dei carabinieri Calogero Vaccaro, gli appuntati Eugenio Altomare e Marino Fardelli, il maresciallo dell'esercito Pasquale Nuccio, il soldato Giorgio Ciacci. Queste le vittime del 30 giugno del 1963. Cosa Nostra si manifestò con un'auto imbottita di tritolo e parcheggiati nei pressi dell'abitazione di un parente di Salvatore Greco, boss della borgata agricola di Ciaculli, a sud-est di Palermo. Fu una telefonata anonima alla questura a informare le forze dell'ordine della presenza di un Alfa Romeo Giulietta abbandonata con le porte aperte. 7 uomini delle forze si recarono sul posto, ispezionarono l'auto, disinnescarono una bombola di gas rinvenuta al suo interno, ma quando ormai sembrava non esserci più alcun pericolo, tutti e 7 esplosero in aria a causa della grande quantità di tritolo contenuta nel bagagliaio. Sono passati 57 anni da quella notte in cui Cosa Nostra dichiarò guerra alle istituzioni. Una ferita lunga oltre mezzo secolo, che difficilmente si potrà rimarginare se non verranno individuati i responsabili. Le indagini dell'epoca ipotizzarono un mancato attentato preparato dai mafiosi Pietro Torretta, Michele Cavataio, Tommaso Buscetta e Gerlando Alberti contro il rivale boss di Ciaculli Salvatore Greco e il suo associato Giovanni Di Peri, basandosi soprattutto su fonti confidenziali e ricostruzioni indiziarie. Torretta e Buscetta, nel frattempo resosi latitante, vennero rinviati a giudizio per l'autobombe di Villabate e Ciaculli, ma nel processo di Catanzaro contro i protagonisti della prima guerra di mafia vennero assolti per insufficienza di prove, anche se nello stesso processo Torretta venne condannato a 27 anni di carcere per omicidio, mentre Buscetta, giudicato in contumacia, a 10 anni per associazione a delinquere. Nel 1984, però, Buscetta, divenuto un collaboratore di giustizia, si discolperà e dichiarerà che Michele Cavataio era l'unico responsabile delle autobombe di Villabate e Ciaculli. Da tutto ciò si può intendere la tragicità dell'evento, e neanche la medaglia d'oro al merito civile del 2011 concessa al Presidente della Repubblica ai militari uccisi in quella tragica giornata potranno sanare il dolore, non solo quello familiare, provocato da questa strage. Da domani, mercoledì 1 luglio, il MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, riaprirà i cancelli al pubblico dopo la lunga chiusura determinata dall'emergenza Covid. C'è il servizio. Dal prossimo 1 luglio il MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, riaprirà i cancelli al pubblico dopo una lunga chiusura determinata dall'emergenza Covid. Torna nuovamente visitabile l'importante collezione, che include opere di Antonello da Messina e Michelangelo Merisi da Caravaggio, solo per citare le più prestigiose. La riapertura al pubblico è consegnata anche dall'avvio di un insieme di attività che rafforzano l'importanza e la centralità del museo e della politica territoriale dei beni culturali nella città e per estensione nell'isola. Non si tratterà di una semplice riapertura dei cancelli, infatti, ma dell'avvio di una stagione di attività ed eventi che fino alla fine di agosto interesseranno sia le sale espositive che gli spazi esterni del complesso museale. La visita del museo con ingresso a pagamento, 8 euro per il biglietto intero, 4 ridotto, sarà possibile dal martedì al sabato, dalle 9.30 alle 15 e dalle 16 alle 21, e domenica dalle 16 alle 21, con possibilità straordinaria di prenotazione anche in prolungamento. I luoghi della cultura sempre più devono diventare i nostri luoghi dell'anima. Se qualcosa la conosci e ti è familiare, dichiara l'assessore dei beni culturali e dell'identità siciliana Alberto Samonà, la proteggi e te ne prendi cura. Aprirsi al pubblico, creare occasioni di frequentazione degli spazi culturali, far dialogare tra loro le diverse forme d'arte è la direzione che sto cercando di imprimere, attraverso la mia presenza alle strutture che fanno riferimento all'assessorato dei beni culturali. Nei mesi di luglio e agosto, infatti, la programmazione messa in campo dalla direzione del museo prevede numerose iniziative, tra queste anche la presenza di opere della BIAS, la Biennale Internazionale di Arte Sacra, che è presente in Sicilia con numerose installazioni, tra cui alcune ospitate all'interno del Museo Lilibeo e della Fondazione Orestiadi di Gibellina.
Ma non è tutto, continua l'assessore Samonà. In questo periodo di difficoltà determinato dalle norme restrittive anti-Covid, attraverso il MUME abbiamo voluto aprire alle compagnie di teatro e musica, con un avviso pubblico che ha reso gratuitamente disponibili gli spazi esterni per la realizzazione di spettacoli e attività di intrattenimento. Con questo è tutto, non c'è altro, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.